Dopo l'insediamento avvenuto ieri, il nuovo sindaco di Agrigento, Michele Sodano, alle prese con le prime urgenze. Il sindaco Corbo di Canicattì invia una lettera urgente ai vertici istituzionali, prefettura, protezione civile, regione, per richiedere gli interventi urgenti a tutela dell'ordine pubblico per la mancanza di acqua a Canicattì. Nostra intervista al presidente del comitato Azione Civica, Rino Lo Giudice. Operazione dei carabinieri a Lampedusa sul commercio abusivo ambulante. Il questore Palumbo firma 12 provvedimenti da CUR per la rissa del 24 maggio a Santa Margherita del Belice. Sradicati centinaia di cavi della rete elettrica e telefonica in Contrada Ciotta a Palma di Montechiaro. A Camarata i carabinieri fermano 2 giovani in possesso di cocaina. Valeria Marini ieri a Canicattì, ospite in occasione del saggio di ginnastica artistica al Morea Parte della scuola danza di Enza Clementi. Al via oggi l'8ª edizione del convegno agrigentino sulle malattie endocrine. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento di TV Notizie di oggi, venerdì 12 giugno. Si è insediato ufficialmente ieri il neosindaco di Agrigento, Michele Sodano, già alle prese con le prime urgenze. Ce ne parla Margherita Trupiano. Cambio della Guardia d'Agrigento nel segno dell'alta civiltà politica. Il neosindaco Michele Sodano si è ufficialmente insediato alla guida della città dei Templi con una cerimonia dall'altissimo valore civico. A caratterizzare il passaggio di consegna è stata una vera e propria lezione di stile. Il giovane primo cittadino ha tributato un pubblico e sincero apprezzamento al sindaco uscente Francesco Miccichè. Sodano ne ha lodato i modi paterni, generosi e fortemente collaborativi nel facilitare la transizione amministrativa, suscitando momenti di autentica e palpabile commozione sul volto del suo predecessore. Un passaggio di testimone intergenerazionale vissuto con la massima eleganza istituzionale. Subito dopo la proclamazione, il sindaco ha affidato ai social il suo primo messaggio alla comunità con un denso video di 11 minuti. Nel filmato, Sodano ha raccontato le forti emozioni del debutto e ha espresso profondo apprezzamento per il personale comunale a cui ha stretto la mano ufficio per ufficio, dicendosi pienamente conscio dei 1000 problemi che attendono la città. Evocando una figura di alto profilo, il sindaco ha ricordato a quanti lo hanno ascoltato nel corso del video Facebook un parallelismo ideale con la figura di Giuseppe Conte durante l'emergenza Covid, con la sua capacità di rassicurare quotidianamente i cittadini sull'impegno dello Stato nella lotta quotidiana al virus. Nel lungo filmato spazio anche all'azione sul campo. Sodano ha condiviso l'incontro con alcuni turisti all'interno del Teatro Pirandello, declinando subito la sua visione strategica basata su nuove formule di turismo esperienziale e culturale. Infine, il primo cittadino ha tracciato con chiarezza le linee operative su cui si muoverà l'amministrazione nei prossimi giorni per aggredire le prime urgenze. Ovviamente in questo primo periodo il nostro obiettivo è quello di fotografare la situazione iniziale del comune, comprendere esattamente cosa ci viene lasciato, da dove dobbiamo ricominciare, quali sono ovviamente tutti i problemi che si trascinano da tante amministrazioni, sicuramente problemi che non sono nati ultimamente. Però vi dico chiaramente, e per questo siamo disposti, soprattutto quando abbiamo la nostra giunta, a rimanere qui anche ogni giorno fino a tarda sera, dobbiamo fare in modo che questi problemi atavici vengano una volta per tutti gestiti. Mi riferisco chiaramente al problema dell'emergenza idrica dell'acqua, mi riferisco a quello delle nostre strade, mi riferisco alla mancanza dei servizi per persone con disabilità, alle opportunità che dobbiamo creare qui, e su questo domani ci sarà già una riunione
di tutti i sindaci che compongono appunto l'ATO che si occupa della gestione dei rifiuti, che tra l'altro ho già sentito c'è una grande disponibilità a collaborare per il bene della nostra provincia, un momento fondamentale appunto per parlare e porre tutte quelle soluzioni fondamentali, soprattutto adesso con l'inizio della stagione estiva, per non creare nessun disservizio, ma anzi rendere efficiente quello che è appunto il nostro sistema della raccolta dei rifiuti. Quindi insomma oggi ecco, volevo fare una breve diretta per salutarvi, per ringraziarvi, per dirvi che accolgo con grande entusiasmo il fatto appunto di arrivare qui presto la mattina e uscire tardi la sera. Del resto è per questo che abbiamo voluto fornire agli agrigentini un'alternativa politica capace di risolvere i nostri problemi, capace, nonostante tutte le difficoltà che riscontriamo, di avere un sano ottimismo rispetto a quello che sarà il nostro futuro dei prossimi anni. Allora, grazie per l'attenzione, per chi ha seguito fino a qui. Naturalmente faremo una conferenza stampa probabilmente la prossima settimana, appunto per raccontare quello che stiamo fotografando, sigillare questa situazione qui e già mettere appunto nero su bianco quello che è il percorso per portare Agrigento fuori dalle emergenze e così cominciare a lavorare tutti insieme su una città che funziona, su una città all'altezza delle nostre aspettative. Un caro abbraccio e una buona serata a tutti. Agrigento avvia così una nuova stagione operativa forte di un clima di grande serenità istituzionale e di un contatto immediato con la cittadinanza. Il sindaco Vincenzo Corbo di Canicattì ha inviato una lettera urgente ai vertici della regione siciliana, alla prefettura di Agrigento, alla protezione civile e ai gestori idrici per richiedere interventi immediati a tutela dell'ordine pubblico e della salute dei cittadini di Canicattì, quanto sopra a seguito di una grave rottura della condotta di adduzione di Siciliacque, situazione che porta il nostro comune, afferma il sindaco, sul baratro di una fase di forte emergenza idrica. Si prospetta pertanto il rischio che i turni di erogazione possano superare i 20 giorni. Inoltre il servizio sostitutivo con autobotti al momento bloccato a causa del totale svuotamento dei serbatoi e l'idrante comunale risulta inagibile. Ecco che il sindaco Corbo ha ritenuto urgente chiedere un intervento immediato alle autorità competenti, ponendo particolare attenzione alle fasce fragili e alle attuali criticità strutturali rilevate nel centro storico di Canicattì. Indispensabile infine l'aumento strutturale della portata idrica. Non appena la condotta sarà riparata, seguiranno ulteriori aggiornamenti sull'evoluzione della situazione idrica a Canicattì. E l'avvocato Rino Lo Giudice, in prima linea nella battaglia legale contro la grave crisi idrica a Canicattì con il Comitato Azione Civica, al fine di tutelare i cittadini dai continui disservizi dell'azienda che distribuisce l'acqua in provincia laica. Lo abbiamo intervistato. Rino Lo Giudice, lei è stato uno dei sostenitori e promotori per il problema dell'acqua, per la soluzione del problema idrico qui a Canicattì, un problema che ancora non cenna a una soluzione. Come mai? Intanto è una serata piacevole, quindi disturbarla con questo argomento certamente non è piacevole, però purtroppo anche in un momento piacevole come questo bisogna ricordare che in questo momento a Canicattì c'è tanta gente che ha gravi difficoltà con l'approvvigionamento idrico. Ci sono diverse ragioni nelle quali dovremmo discutere e approfondire meglio. Di certo nessuno vuole fare la guerra a qualcuno, ma è anche vero che la gente ha bisogno di ricevere l'acqua. Non si risolve il problema, in realtà sono tante le questioni che andrebbero affrontate, prima di tutto quello del fare arrivare l'acqua comunque alle case della gente, e questa è la cosa più importante. C'è una manifestazione organizzata per giorno 13, non la organizziamo noi come Azione Civica, non la organizzo io come soggetto singolo, ma lo organizza qualcun altro, e io sono felice che ci sia qualcun altro che si stia finalmente interessando anche di questo problema. È il momento di alzare la voce e di far capire che è giusto fare tutto nella legalità, ma è anche giusto corrispondere con la legalità e soprattutto con il servizio. E allora bando a tutti quelli che sono
gli angoli che non si vogliono smussare. Smussiamoli questi angoli, diamo l'acqua alla gente, che è la cosa più importante. Sul resto discutiamo. Intanto gli autobottisti, che ringrazio, sono partiti con grande gesto di solidarietà e quindi con senso civico vero e stanno finalmente ridando l'acqua alla città e adesso vediamo se AICA capisce o comunque comincia a capire che la gente non vuole essere assolutamente né sommersa né illegale, vuole legalità ma pretende il servizio. A Lampedusa controlli dei carabinieri sul commercio ambulante, sequestrate strutture per occupazione abusiva di suolo pubblico, deferiti 5 soggetti servizio. Nell'ambito dei mirati servizi di controllo del territorio, i carabinieri della locale tenenza hanno effettuato verifiche nei confronti di alcuni operatori del commercio ambulante, finalizzata al contrasto dell'occupazione abusiva di suolo pubblico, al rispetto della normativa del settore. Parliamo dell'isola di Lampedusa. Nel corso dell'attività i militari hanno accertato che 5 soggetti titolari di distinte attività commerciali avrebbero occupato un'area di suolo pubblico in assenza del necessario titolo autorizzativo. L'occupazione sarebbe stata realizzata mediante l'impiego di furgoni, tavoli, sedie, ombrelloni, vasi ornamentali e botti, determinando un utilizzo non consentito dello spazio pubblico, un intralcio alla libera fruizione dell'area da parte della collettività. Al termine degli accertamenti, i carabinieri hanno proceduto al sequestro delle attrezzature e delle strutture utilizzate per l'occasione abusiva. I 5 soggetti sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento. L'attività si inserisce nel quadro dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, con particolare attenzione alle aree interessate da maggiore afflusso di cittadini e visitatori, al fine di verificare il rispetto delle regole, la tutela del decoro urbano, le condizioni di corretta fruizione degli spazi pubblici. Si rappresenta che per il principio della presunzione di innocenza la posizione degli indagati non è definitivamente accertata e il successivo giudizio di merito servirà a verificare le eventuali effettive responsabilità. Il questore di Agrigento Tommaso Palumbo ha firmato 12 DACUR della durata di 2 e di 3 anni per i giovani coinvolti nella violenta rissa del 24 maggio scorso a Santa Margherita de Bellice. Le accurate indagini condotte dai militari della locale stazione Carabinieri, anche attraverso analisi di immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti nell'area interessata, hanno così consentito di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. In particolare è emerso come la rissa abbia coinvolto 2 distinti gruppi di giovani, uno composto dai ragazzi del luogo, l'altro da minorenni stranieri ospiti presso una struttura ubicata nel territorio del comune. La colluttazione si è contraddistinta per l'elevato livello di aggressività manifestato dai partecipanti, che hanno fatto anche uso di oggetti contundenti, tra cui sedie, portatovaglioli, bottiglie di vetro, prelevati da un esercizio pubblico situato nelle immediate vicinanze dei luoghi del fatto. I 12 sono stati denunciati alla competente Procura della Repubblica per risse aggravate e lesioni personali. Se le sono date di santa ragione, anche con l'uso di bottiglie e altri oggetti contundenti. Alcuni di loro sono rimasti feriti. Il divieto di accesso alle aree urbane, cosiddetto DACUR, vieta ai destinatari di avvicinarsi e sostare nei luoghi indicati dal provvedimento, l'area antistante il luogo della rissa e le zone limitrofe. Hanno sradicato cavi in rame, verosimilmente dalla rete elettrica e telefonica, lungo la strada sistemata dal comune di Palma di Montechiaro, che collega le contrade Ciotta e Facciamare in direzione Marina di Palma. Mai avrebbero pensato di essere colti sul fatto. Hanno accatastato il prezioso metallo, alcune centinaia di metri, e poi lo hanno caricato su un'auto, ma l'arrivo dei poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro ha fatto saltare i piani dei cacciatori di rame. Arrestati 2 palmesi, un 36enne e un 27enne, devono rispondere di furto. La Procura di Agrigento, con il sostituto procuratore di turno, ha disposto gli arresti domiciliari. Il GIP del Tribunale di Agrigento ha convalidato ieri gli arresti, disponendo l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per la firma. Il raid è stato messo in atto nelle ore pomeridiane. I 2 in poco tempo sono riusciti a prelevare il rame. Gli agenti si sono accorti di strani movimenti nella zona e in poco tempo sono riusciti a bloccare i ladri.
Trovati in possesso di cocaina del peso di 100 grammi, a finire nei guai un elettricista di 33 anni e un disoccupato di 34 anni, entrambi di Cammarata, arrestati per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I due indagati, dopo le formalità di rito su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, sono stati posti agli arresti domiciliari. L'operazione è stata portata a termine dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Cammarata. Intera partita di polvere bianca sequestrata, una volta tagliata e poi messa sulle piazze dello spaccio, avrebbe fruttato un guadagno di almeno 10.000 euro. I militari dell'Arma erano impegnati in un posto di controllo lungo la strada provinciale 26. All'improvviso hanno notato una vettura ritenuta sospetta. Hanno deciso di intimare l'ALT per controllare e identificare il conducente e il passeggero. Da lì a pochi minuti è scattata una perquisizione personale dell'auto. Sono stati rinvenuti così 100 grammi di cocaina a casa di uno di loro, rinvenuta e sequestrata altra droga, hashish e marijuana, per oltre 10 grammi. La direzione distrettuale antimafia di Palermo, a firma dei pubblici ministeri Bruno Brucoli, Gianluca De Leo e Maria Pia Ticino, hanno fatto notificare l'avviso di conclusione delle indagini nei confronti di 6 persone di una società nell'ambito di un'inchiesta che ipotizza un presunto giro di tangenti negli appalti pubblici alla Regione. Il provvedimento anticipa la richiesta di rinvio a giudizio. L'attività investigativa, quella che ha coinvolto anche il super manager della sanità, l'agrigentino Salvatore Iacolino, con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Il suo nome però non compare nella lista degli indagati, ai quali è stata notificata la chiusura dell'inchiesta, una circostanza che non esclude che l'ex europarlamentare da un futuro procedimento a suo carico, separando di fatto i filoni processuali. Secondo l'accusa, il dirigente regionale Teresi avrebbe utilizzato il proprio ruolo per favorire gli interessi di Vetro, ricevendo in denaro in cambio. Al centro degli accertamenti lavori di bonifica, dragaggio e ripascimento dei porti di Marinella di Selinunte, Scicli, Donnalucate e Terrasini. L'ipotesi degli inquirenti è che Vetro, attraverso mazzette e regalie, abbia ottenuto lavori e appalti pubblici che non avrebbe potuto assicurarsi. 2 gli episodi contestati. Nel primo caso, secondo l'accusa, il dirigente regionale Teresi avrebbe accettato una tangente di 1.500 euro per segnalare la società riconducibile al Vetro, ma intestata al cognato, alla ditta che aveva effettivamente vinto l'appalto per il trasporto in discarica di 400 tonnellate di posidonia. E si è svolto ieri sera presso il Morea Park a Canicattì il saggio di ginnastica artistica che ha visto come ospite d'onore e presentatrice ufficiale l'attrice Valeria Marini con la voce narrante di Mariella Lobello e Maria Grazia Brandara sotto la direzione artistica di Enza Clementi. Tra gli ospiti anche rappresentanti dell'Associazione Paralimpica di Ravanusa che hanno donato a Valeria Marini la medaglia che hanno vinto in occasione delle ultime Paralimpiadi. Il servizio. Nella mia scuola in 35 azionisti che ballano nei teatri più importanti del mondo. E da Canicattì le ultime leve li conoscete tutti, sono una al Teatro Massimo di Palermo e l'altro invece a San Pietroburgo come primo ballerino. Enza Clementi, questo saggio di danza artistica oggi con la grande Valeria Marini. Grazie, un saggio meraviglioso, aspettiamo la diva, sarà speriamo un successone di sicuro, ma comunque siamo tutti qui con il cuore che ci batte per questa diva. Un programma ricchissimo da quello che ho visto. Sì, molto ricco, molto bello, tutti ginnasti, ballerini e atleti. Maria Grazia è impegnata in questo saggio di danza, lei sarà la voce narrante insieme a Mariella Lobello con la grande Valeria Marini qui a Canicattì. Diciamo che Enza ci ha voluto rendere partecipi con un ruolo molto attivo, perché una nuova Corà è senz'altro accanto a queste belle iniziative, perché quanto il bello esplode noi ci siamo sempre e quindi siamo qui, faremo la nostra parte. Certo, ci improvviseremo anche quasi presentatori, però io curerò la voce dell'anima e questo credo che sia un ruolo che mi si addice.
Mariella, anche tu farai l'accompagnatrice come Maria Grazia? Beh, presenterò i vari numeri, anche questo, così come diceva Maria Grazia, ma anche come diceva Enza, insomma, è un ruolo forse anomalo, insomma, per anche la storia di ognuno di noi, ma devo dire che è bello avere a che fare con i bambini, è straordinario e credo che sarà una bellissima giornata. Rincontrare Valeria, che avevamo già incontrato a Roma, sarà un bel momento, condividere con tutti i bambini che la stanno aspettando questo momento di gioia e mostrare a loro come tanti mesi di lavoro alla fine produrranno uno spettacolo che sarà certamente all'altezza, alla loro altezza, all'altezza dei bambini. Giancarlo La Greca ci riserverà una sorpresa questa sera qui al Saggio di Danza, quale? No, più che sorpresa è una cosa già consolidata per la serata, che Valeria Marini avrà il piacere di dare un premio ai ragazzi paralimpici che hanno vinto la Coppa Italia di calcio balilla paralimpico, appunto. È una cosa bellissima, ma soprattutto l'evento così sta diventando molto inclusivo, come dovrebbero essere tutti gli eventi. La terza edizione del Pranzo del Cacciatore si è svolta a Corleone con la presenza di 500 appassionati tra cacciatori cinofili provenienti anche da oltre l'isola. Ce ne parla Margherita Trupiano. Una grande partecipazione e un forte spirito di condivisione hanno caratterizzato la terza edizione del Pranzo del Cacciatore, organizzato dal gruppo Caccia con i Metici e ospitato in un noto ristorante di Corleone. Oltre 500 appassionati provenienti da diverse località si sono ritrovati per una giornata all'insegna dell'amicizia, della tradizione e della valorizzazione del territorio. Un appuntamento oramai consolidato che rappresenta un importante momento di incontro per quanti condividono la passione venatoria vissuta nel rispetto delle regole, dell'ambiente e delle tradizioni locali. Sono qua oggi non nel ruolo che rivesto nel mondo della caccia, ma come uno di voi, cacciatore. La caccia è capace di questo, è un fenomeno straordinario che unisce tutti, a tutti i livelli, che è capace di una generosità straordinaria, di partecipare ad eventi dove tutti partecipano con il cuore, al di là di tutto. 3 momenti conviviali, confronti e racconti di esperienze. L'evento ha offerto l'occasione di rafforzare legami e creare nuove amicizie, confermando il forte senso di appartenenza che anima il mondo della caccia. Perché questo per me è un appuntamento importante, il fatto di essere qui presente è già una grande soddisfazione. Anche se non sono io il protagonista, ma è lui. Perché oggi ci troviamo qui per un appuntamento di cacciatori, ma cinofilo anche, perché la maggioranza di voi hanno tutti un cane nel canile e vanno a caccia. Questo dimostra comunque una passione importante. Ho avuto la fortuna di avere a casa un cane che ha scritto una pagina di storia della cinofilia e oggi l'ho portato qui. Per qualcuno che non l'avesse mai conosciuto, che l'ha conosciuto da vicino, Orso è diventato quello che tutti noi vorremmo avere nel canile, il cane per eccellenza. I cacciatori si distinguono anche in questo, si distinguono per come trattano i cani, per come trattano le persone e per come sono nella vita. E tutti voi oggi lo dimostrate. Grazie. Ma il pranzo non è stato soltanto un momento di festa, l'iniziativa ha avuto anche una significativa finalità solidale. Il ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto all'associazione Una Goccia nell'Oceano, realtà impegnata nel sostegno di importanti progetti sociali e di beneficenza. Un gesto concreto che ha aggiunto valore ad una giornata già ricca di significato, dimostrando come la passione possa trasformarsi anche in un'occasione di solidarietà e attenzione verso chi ne ha più bisogno. Noi cacciatori non siamo solo cacciatori, ma siamo anche questo. Fare beneficenza per noi è una cosa fondamentale
Però facendo questo probabilmente faremo capire che non siamo solo cacciatori, ma siamo persone umane che hanno un cuore e fanno del bene. La terza edizione del pranzo del cacciatore si chiude dunque con numeri importanti e con la soddisfazione degli organizzatori che già guardano al prossimo appuntamento, forti del successo ottenuto e dello spirito di comunità che ha caratterizzato l'intera manifestazione. L'emergenza caldo e la tutela della salute dei lavoratori tornano al centro del dibattito regionale. A pochi giorni dall'inizio dell'estate, con temperature già elevate in diverse aree dell'isola, c'è la necessità di rafforzare le misure di prevenzione contro i rischi derivanti dallo stress termico nei luoghi di lavoro. Questo è un tema che è stato al centro di un incontro che si è svolto tra l'assessore regionale alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, Nuccia Albano, e rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL. Al tavolo erano presenti anche il dirigente generale del Dipartimento Lavoro, Ettore Foti, e il capo di gabinetto dell'assessorato, Pietro Miosi. Nel corso del confronto è stata ribadita la necessità di garantire condizioni di lavoro sicure per tutti i lavoratori esposti alle alte temperature, soprattutto nei settori più vulnerabili come edilizia, agricoltura, cave e logistica. Un fenomeno che negli ultimi anni è diventato sempre più rilevante a causa dei cambiamenti climatici e delle ondate di calore sempre più frequenti e intense. L'assessore Albano ha sottolineato come la sicurezza sul lavoro e la tutela della dignità dei lavoratori rappresentino una priorità assoluta per il governo regionale, confermando la volontà di proseguire il confronto con le organizzazioni sindacali e con tutti i soggetti coinvolti per rafforzare gli strumenti di prevenzione e ridurre i rischi legati alle attività svolte all'aperto. Intanto è già operativa l'ordinanza urgente firmata dal presidente della regione siciliana Renato Schifani. Ma ascoltiamo in particolare una videodichiarazione dello stesso presidente. Con l'arrivo delle alte temperature, lavorare per ore sotto il sole può diventare un rischio serio per la salute. Ed è per questo che ho firmato, come l'anno scorso, un'ordinanza che rafforza la tutela di chi opera all'aperto. La novità più importante è che le protezioni vengono estese anche ai rider, a quei ragazzi e ai ragazze che ogni giorno effettuano consegne in città con biciclette e scooter. Un settore che finora non era sempre considerato con la stessa attenzione. Nei giorni in cui il livello di rischio per il caldo sarà classificato come alto, sarà vietato lavorare sotto il sole dalle 12:30 alle 16. La misura riguarda agricoltura, edilizia, cave, logistica e appunto anche i rider. È una scelta di civiltà e di responsabilità. Nessun lavoro vale il rischio di un colpo di calore o di conseguenze gravi per la salute. La Sicilia vuole continuare a essere in prima linea nella difesa dei lavoratori, adeguando le regole ai cambiamenti climatici e alle nuove forme di lavoro. Linea da regia per la pubblicità. Al via stamani all'Hotel della Valle d'Agrigento la 2 giorni dell'8º convegno agrigentino sulle malattie endocrine dal tema le endocrinopatie, aspetti fisiologici, clinici, pratici e terapia, organizzato dall'Associazione Medici Diabetologi e Endocrinologi Agrigentini e dal CREV. Le interviste. Dottore Russo, oggi l'anticipazione di 2 giorni dedicata all'endocrinopatia, aspetti fisiopatologici, clinici, pratici e terapici e l'8º convegno agrigentino sulle malattie endocrine a cura dell'Associazione Medici Diabetologi e Endocrinologi Agrigentini. Sì, questa 2 giorni è una 2 giorni particolarmente interessante. L'attenzione diventa sempre maggiore nei confronti delle malattie metaboliche, nei confronti delle malattie endocrine. Oggi abbiamo tanti relatori e tanti esperti che si occupano a 360 gradi delle malattie metaboliche e delle malattie endocrine, non solo endocrinologi ma anche gastroenterologi, radiologi, biologi, farmacisti. Oggi siamo tutti a confronto per comprendere quali siano i meccanismi fisiopatologici e quali siano poi i risvolti terapeutici migliori per i nostri pazienti
e sicuramente farlo insieme, farlo in sinergia diventa un obiettivo, e l'obiettivo è quello di aver creato oggi questi corsi di formazione teorico-pratici che risultano essere fondamentali per poter parlare tutti la stessa lingua e per poter trattare al meglio i nostri pazienti, dai pazienti diabetici ai pazienti con malattie di fegato, ai pazienti che necessitano di un percorso di trattamento volto alla perdita di peso. Oggi elemento estremamente importante che deve essere gestito nel migliore dei modi non solo dai medici ma anche dai biologi nutrizionisti, da tutte le figure che collaborano per la gestione della salute dei pazienti. Sicuramente si parlerà dell'IA, intelligenza artificiale, e in che modo può aiutare per, diciamo, per la malattia e anche per il paziente. Ma oggi l'intelligenza artificiale è un elemento estremamente importante nella gestione della salute dei nostri pazienti. Basti pensare come i pazienti diabetici tipo 1 oggi accedono alle terapie farmacologiche con degli strumenti che funzionano mediante degli algoritmi di intelligenza artificiale, per cui è chiaro che oggi l'intelligenza artificiale è posta al centro della discussione, ma non è solo intelligenza artificiale. Ricordiamoci che oggi dobbiamo sempre scegliere, dobbiamo utilizzare sempre la nostra intelligenza e cercare di arrivare a quelle che sono le conclusioni diagnostiche più precise possibili per poter dare poi quel risvolto terapeutico ai pazienti che necessitano delle nostre scelte, dell'intelligenza umana, per poter arrivare a quelli che sono i percorsi terapeutici migliori da proporre per gli stessi. Dottore Montalto, lei è uno degli organizzatori di questo 8° convegno agrigentino sulle malattie endocrine, 1 a 2 giorni in collaborazione col CRU, dove vede appunto riunire tanti importanti medici, professori, discutere sul problema del diabete a 360 gradi. Sì, l'8ª edizione del nostro convegno di endocrinopatia, e non solo diabete, sì, tanto diabete sicuramente, è una patologia fondamentale, che ha un'incidenza importante proprio dal punto di vista epidemiologico, ma noi affrontiamo, grazie a relatori tra l'altro di altissimo profilo, il diabete a 360 gradi, dalla prevenzione alla terapia, all'integrazione nutrizionale piuttosto che quella sportiva, perché oramai i tempi sono maturi per vedere la patologia a 360 gradi, quindi non soltanto farmaci, ma anche una visione, diciamo, olistica del paziente. Quindi non si parlerà soltanto di diabete, si parlerà anche di tiroide, si parlerà anche di patologie andrologiche, quindi un congresso di endocrinologia a 360 gradi. Qual è la situazione ad Agrigento? Lei opera su Agrigento in particolare. La situazione ad Agrigento è una bella situazione, vorrei dire, perché comunque ci sono diverse professionalità che si occupano di endocrinologia. Abbiamo da poco tempo con il dottore Russo, protagonista del nuovo avviato l'ambulatorio per i pazienti con diabete di tipo 1, quindi tutto quello che riguarda la gestione del paziente di tipo 1, l'impianto dei microinfusori, e quindi diciamo che oggi il paziente diabetico ad Agrigento sicuramente ha la possibilità di un trattamento a 360 gradi, quindi può essere visto nella sua completezza, non ha più bisogno di andare fuori per un impianto per esempio di microinfusori. È più diffuso tra i giovani, tra le donne, le persone anziane, è un po' una casistica. Il diabete, sì, il diabete sicuramente è una patologia che riguarda di più l'età adulta, ma oramai sono tanti i casi di diabete di tipo 2 anche nei giovani, e questo è sicuramente legato a quello che è lo stile di vita non regolare, quindi parlo di cattiva alimentazione, parlo di mancanza di attività fisica, sono tutte queste condizioni che fanno sì che oggi abbiamo pazienti giovani, parlo di adolescenti con diabete tipo 2, sono dei dati fortemente in crescita, e quindi noi dobbiamo andare a intervenire là, dobbiamo intervenire sui ragazzi, migliorando lo stile di vita di questi ragazzi, facendoli mangiare bene, facendoli fare sport. Sì, in effetti, come dice lei, un ottimo congresso, un bel programma scientifico, tutto da godere e da sviluppare, e il centro è non solo nella malattie endocrine in generale, ma in modo particolare sulle malattie metaboliche tipo obesità e, come diceva lei, diabete mellito, che costituiscono oggi una vera e propria pandemia mondiale che stiamo affrontando, con tutti i rischi annessi e connessi, soprattutto di natura cardiovascolare, quindi in termini di durata della vita, ma soprattutto di qualità della vita. Il ruolo del CRU, della comunità endocrinologica?
Il ruolo della CRU è un ruolo molto importante perché è un movimento, come potremmo dire, culturale, scientifico, tra medici con competenze diverse, quindi andiamo ovviamente dagli endocrinologi ai cardiologi, ai radiologi e tutto quello i medici di medicina generale, tutti quelli che si vuole, che si sono messi insieme in una forma di tipo community, e permette quindi di scambiare le informazioni da un settore a un altro settore in un contesto, come si dice, di multidisciplinarità, fermo restando ovviamente che ognuno, acquisite le nozioni di base, poi svolge il proprio lavoro nell'ambito in cui lui è più portato ed è più esperiente del suo settore specifico, ma sa che si può avvalere di colleghi che sono a tiro di schioppo e che sono in grado di affrontare la situazione del paziente, la situazione clinica del paziente in maniera più completa, come si dice, olistico, cioè nel suo insieme. E questo aiuta moltissimo, diciamo, il risolvere il problema al paziente, no? Sì, certamente, infatti questo è un passo che si fa da tanti anni e la CRU va proprio in questa direzione perché serve per considerare il nostro paziente, che poi sa a volte tutti quanti siamo pazienti, quindi non c'è un noi o moi, siamo tutti quanti, e permette di affrontarlo in maniera completa e non solo da un punto di vista, forzando solo uno a scapito di altri settori della vita, aspetti della vita, dove invece nell'essere insieme, nel fare un'attività multidisciplinare, consente, come potremmo dire, di curarlo meglio, di evitare che eventualmente insorgano delle patologie e quindi per la qualità della vita in generale. Qual è la situazione sul tema della diabetologia in provincia dove lei opera? Ecco, che tipologia assume il fenomeno, dottore? Allora, il fenomeno assume, diciamo, valori molto importanti. Io non sono un endocrinologo, non sono un diabetologo, sono un epatologo, per cui mi occupo di quelle che poi sono le conseguenze che vediamo nei pazienti diabetici o dislipidemici per quanto riguarda, diciamo, l'accumulo di grasso nel fegato. Quindi la patologia emergente, che è la patologia metabolica per quanto riguarda il fegato, che è la steatosi epatica soprattutto. Una malattia che colpisce anche i giovani in quest'ultimo periodo, i giovani, insomma, i più piccoli, insomma, no? È una malattia che colpisce molto il mondo giovanile, sia per le cattive abitudini anche alimentari, quindi abuso spesso di alcol o di bevande, soprattutto i ragazzini, bevande zuccherate. Consideri che i tassi di steatosi epatica in Italia sono talmente alti da essere quasi paragonabili ai tassi che ci sono negli Stati Uniti, dove il fenomeno è un fenomeno sociale importantissimo. Assolutamente positiva, un evento ben curato in ogni suo aspetto, che coinvolge tutti gli attori principali per quanto riguarda le patologie metaboliche. Noi abbiamo fatto stamattina un mini corso sul fegato e quindi l'apporto della diagnostica per immagini nelle patologie diffuse epatiche è assolutamente fondamentale, quindi un confronto fra di diverse specialità sicuramente aiuta ad un percorso sempre più efficace ed efficiente nella cura del paziente. Questo lavoro di equipe è importante, no? Assolutamente sì, ormai si parla sempre più di multidisciplinarietà, se dobbiamo raggiungere un obiettivo, lo possiamo raggiungere nel migliore dei modi, coinvolgendo tutti gli attori principali. Allora, ormai nella gestione di tutte le malattie non si può fare a meno di parlare di multidisciplinarietà, perché la maggior parte delle persone con malattie croniche, e il diabete è una malattia cronica, hanno problematiche anche di altri organi. Noi stamattina siamo venuti a parlare di steatosi epatica, che è una problematica molto importante nei pazienti con diabete, perché oltre il 50% di pazienti con diabete all'esame ecografico che fanno periodicamente scoprono di avere una steatosi epatica. Non sempre questo è sinonimo o corrisponde ad una malattia cronica di fegato significativa o avanzata, e quindi stamattina abbiamo discusso delle modalità, dei percorsi diagnostici principalmente non invasivi facili che possono fare i diabetologi, che possono fare i medici di medicina generale, per selezionare, per individuare le persone che hanno malattie croniche di fegato
significative e non far preoccupare o non far fare esami inutili ai pazienti che non hanno malattie di fegato significative. E quindi abbiamo parlato del percorso che prevede un test semplice che si chiama FIB4, che si fa con degli esami di laboratorio semplici. Abbiamo parlato dell'indicazione al fibroscan o all'elastometria, che dir si voglia. Abbiamo parlato anche delle nuove approcci diagnostici con i test radiologici come la risonanza. Però la cosa più importante è quello che gli specialisti e i medici di medicina generale si devono interfacciare, devono parlare tra di loro per facilitare i percorsi diagnostici e terapeutici dei pazienti con malattie croniche di fegato e in questo momento in modo particolare per i diabetici. Ecco, la radiologia quanto è importante per individuare e aiutare anche il paziente diabetico? È importantissima e non a caso nell'occasione dell'8° convegno dell'Agrigentino sulle malattie metaboliche e endocrinologiche abbiamo voluto organizzare fortemente un mini corso che potesse analizzare quelle che sono le tecniche di imaging nello studio della stenosi epatica. La radiologia in questi anni è passata da una radiologia che quantificava in maniera semi-quantitativa il grado di stenosi epatica con l'ecografia. Oggi abbiamo tecniche migliori come la risonanza magnetica e ci permette effettivamente di avere un dato quantitativo preciso. Quindi noi possiamo dire ad oggi il grado di stenosi epatica all'interno appunto del parenchima epatico e anche individuare un quadro di fibrosi. Quindi tecniche sicuramente hanno drasticamente cambiato l'approccio diagnostico al fegato e che proprio oggi ne stiamo discutendo insieme a tutte le altre figure, ci permette di far intraprendere al paziente il miglior percorso diagnostico e terapeutico. Ecco, oggi diciamo il paziente viene notato anche da alcune macchinette, alcune diciamo computer che permettono di regolare l'afflusso del sangue, dello zucchero, insomma una volta si faceva la puntura, oggi c'è un sistema molto più complesso, però diciamo più avanzato, no? Sì, questo è il grande vantaggio della tecnologia, una tecnologia che non si ferma mai, ovviamente ci aiuta sotto tutti i profili, da un punto di vista sia hardware che software. Anche noi in radiologia abbiamo metodiche che oggi si sono completamente stravolte, l'intelligenza artificiale ci sta aiutando in questo e quindi questo migliora sicuramente anche in fin dei conti poi la qualità di vita dei nostri pazienti. Il fattore ereditario quanto è importante, dottore? L'eredità è sicuramente importante, è un bagaglio genetico che noi ci portiamo, che in alcune malattie è sicuramente determinante. Conoscerlo prima ci aiuta sicuramente a prevenire l'insorgenza di eventuali malattie o quantomeno diciamo di stabilizzarne la loro evolutività. Diabete 1 e diabete 2, ce ne sono, qual è la differenza? Allora, il diabete 1 è una patologia che effettivamente sì, ha una sua ereditarietà e insorge in giovane età nei pazienti. Il diabete 2 è una tipologia di diabete che può insorgere secondariamente anche in associazione a stili di vita del paziente, che può essere ovviamente gestibile con farmaci che abbiamo a disposizione. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, sul sito in streaming www.televideagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. I nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.